Bene, eccoci con Andrea De Cecco, appena terminata la presentazione ufficiale del Portogallo Calcio. Altro giro, altra corsa, ma sarà tutto diverso. Sempre stiamo parlando di calcio diverso perché è un salto di categoria, perché sono cambiati diversi giocatori, l'entusiasmo è quello con il quale ci eravamo lasciati, quindi fa presagire cose buone. Abbiamo sentito una rosa rinnovata in gran parte con tanta gente di categoria superiore e si è quasi obbligati a vincere, non dico tutte le partite, visto che Luca Traverso ha detto almeno una sconfitta, ci metterei la firma io per una sconfitta sola. Che previsioni sono in questo senso? Allora, l'entusiasmo va bene, però ricordiamoci che siamo una neopromossa, quindi è giusto ambire in alto e essere audaci, come ha detto il Presidente, però bisogna lavorare, bisogna pedalare, non a testa bassa come dice Conte, ma a testa alta, e quindi in questo mese soprattutto di preparazione ci sarà da lavorare proprio per poi creare il gruppo principalmente con il quale ambire a posizioni importanti sicuramente. Sì, perché lei penso abbia soltanto visto che ho conosciuto, insomma, vi siete fatti una chiacchierata con i nuovi, però sul campo vi dovete ancora trovare, perciò anche le soluzioni sono in testa, però magari poi il campo detta qualche altro consiglio o suggerimento. Ma ho la fortuna di conoscerli abbastanza bene, perché con qualcuno ho giocato contro, qualcuno l'ho visto. È chiaro che poi l'allenamento quotidiano mi permetterà di capire dove potranno dare il meglio di sé ognuno di loro. Allora, ultima battuta, dovesse racchiudere in una o due parole quanto si appresta ad affrontare, che aggettivi userebbe? O preoccupazione o discorso, insomma, che pensiero le viene in mente? Ma io non vedo l'ora di cominciare sinceramente, ho molto entusiasmo e anche molta fame, perché per il sottoscritto è una bella occasione. Perciò nessun timore, nessuna paura e, come ha detto il Presidente, forza porta. Certo, Grazie. assolutamente, grazie.